Prosegue la preparazione della Pro Favara Calcio in prossimità della partita d'andata della semifinale nazionale per l'accesso in Serie D in trasferta a Pompei in Campania. Le interviste di Rino Pitanza. Mister, comincia la tappa di avvicinamento a questa prima semifinale, ecco, in che condizioni è la squadra? I ragazzi hanno già 2 settimane che lavorano, stanno lavorando abbastanza bene, stiamo lavorando un po' su quello che può essere la partita del 26 sia a livello tattico sia a livello fisico, quindi i ragazzi stanno abbastanza bene, sono concentrati, ci stiamo preparando ottimamente per questa semifinale. Ecco, l'infermeria pare essere vuota. Assolutamente, i ragazzi li abbiamo recuperati tutti, questa è la cosa più importante e quindi ce l'ho tutti a disposizione, poi naturalmente ci saranno da fare delle scelte, però sono contento di poterle fare in questo momento. Tommaso Scuffia, guardapali della Pro Favara, comincia questa avventura, ecco, come vi state preparando? No, ci stiamo preparando bene, c'è ancora questa settimana più la prossima, stiamo allenando già in vista di Pompei, sappiamo come giocano, sappiamo il loro modulo, sappiamo che il campo è piccolo rispetto al nostro, un po' più piccolo, quindi stiamo giocando anche nel campo ristretto per abituarci al loro campo, però ci stiamo allenando bene. Ecco, cosa ti senti di dire alla tifoseria? Alla tifoseria nulla, gli dico che molto probabilmente all'andata non ci sarà il settore ospiti, ma al ritorno vogliamo il Bruccoli ripieno perché ci può dare una mano a passare il turno e arrivare in finale di playoff. Comincia il conto alla rovescia per questa semifinale playoff a livello nazionale dove la Pro Favara tenterà la vittoria con l'accesso in Serie D. Ecco, che sensazione state provando? Sinceramente è una bellissima sensazione, avendo disputato un ottimo campionato, purtroppo non è andato come tutti ci aspettavamo, però sappiamo di dover dare il massimo in questi playoff e ci stiamo preparando per fare dei playoff importanti da protagonisti. Ecco, i tifosi, tutto l'ambiente diciamo agrigentino o siciliano si aspetta una bella prova, sicuramente darete il massimo? Sicuramente queste settimane di sosta innanzitutto ci sono serviti per recuperare chi è stato indisponibile finora, per arrivare al completo per giorno 26. È normale che ci aspetta tanto da noi, ma anche noi stessi pretendiamo il massimo. Ci alleniamo per questo giorno dopo giorno e per portare il massimo dei risultati a casa. Ecco, prima della gara di giorno 2, che sarà il ritorno di questa semifinale, c'è la gara di andata. Ecco, i tifosi della Pro Favara potranno seguire la squadra al seguito perché c'è qualche problema, pare, allo stadio di Pompei. Allora, a Pompei gestisce l'organizzazione il Pompei Calcio. Abbiamo chiesto perché abbiamo saputo che c'è la tribuna ospiti inagibile perché c'è la strada interdetta all'accesso pedonale per un crollo di un palazzo vicino. Speriamo che danno l'agibilità a giorni o ci danno indicazioni perché da Favara si vogliono organizzare diversi sportivi e anche gruppi organizzati, ma al momento siamo fermi, non conosciamo indicazioni di accesso ai tifosi ospiti. Abbiamo chiesto proprio ieri ai dirigenti del Pompei, che sono dimostrati molto disponibili nel dialogo, di avere info al più presto perché trasferirsi da Favara a Pompei, tranne se ci vai in auto, significa prenotare nave, prenotare aereo e quindi la logistica è un poco complicata. Daremo comunque ogni informazione ai nostri tifosi.